A distanza di una settimana e all'indomani del no espresso dal TAR sulla sospensiva richiesta dai genitori in merito all'ordinanza del governatore Zaia che chiude la scuola fino al 1° febbraio, nuovo presidio all'ingresso della Protezione Civile di Marghera. Non ci sentiamo ancora convinti di questa decisione, quindi la decisione della chiusura. Non ci sono argomenti ancora, secondo noi, plausibili. Secondo me, se si vuole, si poteva, organizzandosi, fare molto di più. L'esempio è la Regione Toscana, che ha messo dei fondi, hanno preso degli autobus, perché il problema di fondo, secondo me, è quello del fatto che ci sia paura per il trasporto pubblico con l'ammassamento dei ragazzi, che sono tanti. Abbiamo un sacco di agenzie turistiche con i bus fermi, che prendono magari la cassa integrazione. Come buona casalinga che sta attenta al bilancio familiare, gli stiamo dando questi soldi, diamoglieli per portare i ragazzi a scuola. Alleggeriresti il trasporto pubblico e avresti risolto una grossa parte del problema. Fermo restando che io 400 euro per il bus li ho tirati fuori e nessuno me li ridarà indietro, perché la CTV ha già messo le mani avanti dicendo che l'anno scorso ci hanno fatto rimborso, quest'anno ragazzi attaccatevi al tram. Una delegazione ha poi incontrato l'assessore Lanzarin che ha spiegato loro che la decisione di chiudere le scuole non è stata facile, ma dettata da un quadro epidemiologico grave e i nuovi piani saranno fatti in base ai prossimi dati.